Amici, guardate con chi sono qui oggi. C'è Gabriele, uno spasso, sempre allegro Gabriele. Abbastanza. Gabriele di Brescia? Di Brescia. Gabriele, senti, come te la cavi col dialetto? Una via da Mess. La via de Messa, via Verdi, insomma. Allora, Questo sotto, vai Gabri. G l'NC, du l'enspas, 3 l'enfracas. Bah, la pronuncia c'è, bravo. Qua siamo già intorno al 10, senza la lode, ma al 10 te lo diamo. Gabriele, è riferito ai figli questo proverbio. Guarda che ti ho dato un bel aiuto, Non è nessuno. 2 sono uno spasso e 3 invece sono gatte da pelare. Tu hai figli, Gabriele? No, io sto cercando, ma aspettiamo. Però sei stato figlio anche tu all'epoca, con fratelli. Noi. Quindi alla falsa del fracasso. Se già 3 è un fracasso, figuriamoci 6. Tra pochissimo noi iniziamo, restate qui, grazie. C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo ben trovati. Questa è l'ultima volta in questa stagione che veniamo alla Pinacoteca Tosio Martinengo e vi possiamo garantire che i lavori qui procedono speditamente. Tra non molto verrà restituita al pubblico e dicono: ma come Carlo, ci saranno anche i gabinetti nuovi? Ma che vogliamo scherzare? Nuovi, bellissimi. Pure Giunone avrà la sua toeletta, la toeletta di Giunone, un'opera che sarà esposta nella sala numero 20. Il dipinto di oggi ben rappresenta lo stile del pittore milanese Andrea Appiani, espressione del gusto neoclassico che a partire dall'età napoleonica riscosse in Italia grande fortuna. La casa di Paolo Tosio, entro la quale l'opera si trovava anticamente, e le sue collezioni rispecchiavano appunto questo gusto. La tela illustra la toeletta di Giunone. Su un pavimento di nuvole la regina degli dei è atteggiata come una ricca matrona romana. Si ammira in uno specchio mentre viene vestita e preparata dalle ancelle, le tre grazie. Il tavolino e le ceramiche del suo corredo seguono nelle linee la moda dell'Ottocento. Sulla sinistra Cupido corre stringendo una freccia d'oro tra le mani, pronto a scatenare negli uomini la passione amorosa. Allora, è vero o non è vero che G l'NC, du yen spas, 3 yen fracas? Sì, ma numeri riferito a che cosa? Un gruppo di amici? Gruppo di amici. Uno normale, gira da solo, un po' come me. Du yen spas? 2 si divertono, 3 è un casino. Già 3 amici fanno un casino. Beh, più di 2. Invece è pericoloso, devi sempre andare a spasso da solo. Bello che vado da solo. Finalmente qualche bella persona intelligente. Queste 2 sono intelligenti e poi c'è Cristina. Piccola. Vabbè, no, mi pare vero avere a che fare con delle donne mute, non mi sembra fantascienza. Cristina, vieni qua, che ci... Ecco, vabbè, qua. Grande. Si vede che è più alto. Sì, tanto è finto, no? Senti Cristina, allora, Gilenisci, du l'enspas, 3 l'enfracas, cioè? 1, vedi che non lo parlo il dialetto. Non lo capisci? 1 è nessuno, 2 sono uno spasso e 3 sono una rottura di palle. Bene, no, fine però, mi piace perché è l'Accademia della Cruz che insegna. La famiglia. Giù l'NC 1, 2 è uno spasso perché comincia ad avere 2 figli, 3 è un fracasso. E lei ha figli, è sposato? Sì, ho 2 figli, maschio e femmina. Non sono piccoletti però, no? No. Quindi io sono fermo allo spasso. Ed è stato uno spasso, vedi? Molto. Sto pensando al quarto e al quinto terremoto. Peraltro lei, signor Giancarlo, è anche un appassionato di dialetto. Ce ne dica uno lei in fretta, dai, che vogliamo sentirlo da Giancarlo. Allora indovini tu però? Provo. Ok. Gnai ca i meno la cua per niente. Allora, la traduzione è facile, neppure i cani muovono la coda per niente. Esatto. Ovvero che qualcosa lo fa, cioè, lavoro lo fai per ottenere il suo compenso. Io però non posso darle compensi per oggi. No, si fa per dire, insomma. Ti do un aiutino. Si parla, rimaniamo in ambito familiare. Si parla di fratelli. Ok, fratelli, sono fratelli ovviamente. Prova a tradurre intanto, dai. Allora, uno è nessuno. E uno è nessuno. Gillo e Nisci. uno è nessuno, sì. 2 è uno spasso e 3 è un fracasso. Cioè che... Tu hai fratelli? Sì. 4. 4? Cioè tu più altri 4 maschi? No, 3 maschi e una femmina.
E quindi 4 cos'è? Oltre il fracasso? Proprio basta, cioè non c'è più niente. Come vanno le cose in 5 in casa? Un sacco di casino. Però no, ci aiutiamo tanto, siamo uniti. Sì. Sì, erano proprio i figli, dai. G l'NC, 2 yen spas, 3 yen fracas. Uno, insomma, un figlio è come quasi avere la casa come prima con i 2 genitori, quasi vuota. 2 sono uno spasso, 3 yen fracas, un gran baccano, una bella, sana e gioiosa confusione. Grazie amici, alla prossima, ciao!